Ha tentato di investire gli agenti di polizia che lo volevano arrestare, non si è fermato nemmeno quando i poliziotti hanno esploso alcuni colpi di pistola. È ancora in fuga un giovane algerino ricercato in Francia per reati in materia di stupefacenti. Questa mattina lo straniero di 23 anni era stato seguito e pedinato dai poliziotti della questura di Gorizia fino al parcheggio dell'Ikea a Padova. Nei suoi confronti infatti pende un mandato di cattura emesso dalle autorità francesi, ma quando i poliziotti hanno intimato all'uomo di fermarsi, lui ha accelerato rischiando di investire gli agenti, che hanno così esploso alcuni colpi di pistola. È iniziato un lungo inseguimento. Poco dopo l'algerino è stato rintracciato a Cadoneghe mentre percorreva la strada regionale 308. La squadra mobile di Padova è intervenuta per dare supporto ai colleghi goriziani. Le ricerche del fuggitivo sono state estese a tutta la provincia di Padova, grazie anche alle pattuglie dei carabinieri, ma per il momento lo straniero sembra essersi dileguato nel nulla.